Bergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Spettatori italiani, buonanotte da una Madrid che si veste di tricolore. Presidente, quale sensazione per la televisione? È una delle mie gioie più grandi da quando sono Presidente della Repubblica. Siamo fieri di essere italiani. Carraro, venga. Andiamo a trovarli. Ecco i giocatori italiani che si presentano al ritiro della Coppa. C'è Gentile, c'è Zoffa abbracciato dal presidente Pertini, Bruno Conti, Scirea, Oriali, Altobelli, Rossi, Paolo! Non ci sono parole per questo evento. Antonio, siamo più forti. Berco! Della destra più forti. Antonio! Dimmi una parola, dai! Che sto cadendo! Signor Ministro, venga, mi dica la parola. Guarda qua, Belloni! Deve tirare. Adesso è il momento. Dino, una vittoria incredibile. Bruno, una vittoria incredibile. Dai, dopo vieni. Tira di qua. Fammela fare, va bene. Tira dentro di qua, Bruno. Giancarlo, sarebbe stata anche, aspetta, anche la vittoria tua questa. Ma è lo stesso, è sempre la vittoria mia, anche questa. La più bella partita del mondo. Direi di sì, guarda, non ho parole, guarda. Antonio, vieni qua un attimo, dopo il rigore non ci credevamo più, ma è stata una cosa. Era troppo bello, dovevamo vincere questa partita. Come hai sbagliato il rigore? Non lo so Bergomi, guarda, la vittoria incredibile, una prova da veterano la tua, da 8 campioni del mondo, ci avete fatto impazzire. Ma diciamo che è stata una partita eccezionale, abbiamo meritato di stravincere, abbiamo dato anche un rigore. Non c'ho più parole per questo. Sei il numero 1 del mondo. Ma la finale di Coppa Campioni bisogna essere sempre un po' emozionati. Grazie, ecco Paolo, l'eroe di questo mondiale, Paolo, l'eroe di questo mondiale. Ma direi che in fondo non era una previsione scontata, perché come tutte le finali potevano vincere loro, però direi che nel corso di questo mondiale, soprattutto nell'ultimo periodo, ci siamo meritati ampiamente questo campionato. Senti, il secondo tempo col Perù, guardando la partita degli spogliatoi, abbiamo detto è finito Paolo Rossi, e tu guardandoci negli occhi ci hai detto aspettiamo la fine del mondiale. Certo, io dico che il calcio
sempre una cosa molto molto strana, ma anche molto molto bella. E direi questa cornice di pubblico ci ha ripagato per questa meravigliosa Coppa del Mondo. Senti, la soddisfazione tua, al di là di tutto quello che è accaduto, di quello che hai passato? Beh, la mia è oltre ad essere una soddisfazione personale per essere finito capocannoniere con 6 reti inaspettatamente, anche perché nelle ultime 3 partite, però in quelle che più forse contavano, anche se le prime sono state molto importanti per questa qualificazione. Direi che mi ripaga anche in tante altre cose. Bruno! Belli è uscito agli ultimi minuti, ma è stata una grande prova la sua. Hai avuto grande coraggio, hai fatto una grandissima prova. Sono entrata a freddo, era una partita molto sentita e devo ringraziare tutti i miei compagni perché mi hanno aiutato a arrivare fino alla fine. Ecco, anche se non avevo giocato mai questo campionato, sono contento così di aver giocato l'ultimo e di aver fatto anche un gol. Quando è uscito Graziani, che hai sentito nella gola? Un groppo, paura, emozione? Mi si è spaccato lo stomaco, ma subito dopo non c'era più tempo di pensare. Raccontaci il terzo gol. Ma il terzo gol mi sembra che hanno messo una palla in mezzo, l'ho stoppata e di sinistro l'ho messa dentro. Ecco Ciccio, sei uscito all'inizio di questa finale, ma in fondo è una vittoria di tutti, anche la tua per la grandissima prova collettiva di tutto questo campionato del mondo. Già hai un braccio al collo, segno di questa battaglia. È una vittoria di tutti, non soltanto nostra, di tutto il pubblico italiano qui presente e soprattutto di quello che è rimasto a casa, che siamo sicuri ci è stato molto vicino anche da lontano. Senti, ci hanno creduto, alla fine ci hanno creduti tutti. Ci sono state delle critiche, ci sono stati dei malintesi, ma alla fine tutti con l'Italia. Direi che quello che ci ha tenuto su è stato lo spirito italiano, che non ci è mai venuto meno, anche nei momenti più difficili. E questo è un regalo che facciamo a tutti gli italiani, anche a noi stessi. Anche a tutti quanti. Questo finale è crescendo, Ciccio, è incredibile. Grazie.